Presidente della Camera, Presidente Meloni, Governo, onorevoli colleghi. Presidente Meloni, mi rivolgo a lei direttamente. In vista di questo Consiglio europeo io la invito per il bene dell'Italia a fare un bagno di realtà e umiltà. Lei ci racconta che l'Italia con lei vince, lei ci racconta che l'Italia con lei ha riacquistato una credibilità in Europa, nel mondo. Noi invece, come tutti gli italiani, vediamo che l'Italia arriva sempre ultima. È accaduto con l'Expo 2030, ultima Roma, ultima città su 3. È accaduto con l'Autorità Europea Antiriciclaggio, Roma quarta su quarta. Arriviamo addirittura sempre ultimi. E che dire del capolavoro economico che lei ha realizzato in Europa? È andata forte di un'Italia con un portafoglio di 209 miliardi e è ritornata con un taglio di 12 miliardi l'anno che inciderà su sanità, lavoro, imprese, scuole e istruzione. Attenzione, lei di questo pacco di stabilità non ne vuole parlare, sorvola perché adesso ci sono le elezioni europee, ma gli italiani presto se ne accorgeranno sulla propria pelle. E sa che ha scritto qualche giorno fa l'ultimo editoriale? Lucio Caracciolo è un osservatore della nostra politica estera acuto e anche imparziale. Ha scritto che per la prima volta nella storia unitaria l'Italia rischia di scadere da soggetto a oggetto. Soggetto è chi partecipa a farla la storia, oggetto chi si riduce a subirla. E nei giorni scorsi, vede, lei ne ha parlato, si è riunito un tavolo, hanno partecipato Francia, Germania e Polonia per decidere anche delle nostre sorti. Lei non è stata invitata. Lei come una comune cittadina ha conosciuto l'esito di questo vertice di Berlino dalla conferenza stampa finale. Attenzione, si è giustificata in replica. Ma quello è un formato di Weimar. Ma lei davvero parla sul serio? Ma lei lo sa che i formati vengono decisi sulla base di chi invitare, chi tener fuori e chi è considerato irrilevante? La verità è che quella confessione che ha fatto, sì, perché la sua verità la dobbiamo conoscere dalle telefonate con i comici russi, quando lei ha detto la realtà è che partner europei neppure mi rispondono al telefono. Però guardi, lei non è una comune cittadina. Lei a quei tavoli, Presidente Meloni, si deve sedere, l'Italia deve essere rappresentata, non può rimanere afona. In compenso però, pensate che immagine internazionale stupenda del nostro paese che ha riacquistato credibilità nel mondo. In quel mentre decidevano le nostre sorti alcuni paesi europei, lei era qui al tavolo col vice premier Salvini a decidere sulle sorti dei presidenti delle regioni. Quindi terzo mandato da una parte, terza guerra mondiale a discutere dall'altra. A distanza di 2 anni noi ci chiediamo e le chiediamo che cosa ne è della scommessa che le ha fatto sulla vittoria militare sulla Russia. Ma lo vede un attimo, tutte le previsioni si sono rivelate fallimentari sulla vittoria militare, sul crollo dell'economia russa, sul crollo del regime di Putin. Che cosa abbiamo prodotto con questa strategia militare? Morti, distruzioni, il risultato di indebitare gli italiani per inviare sempre più armi ad oltranza per un'escalation senza fine, e lei ha guadagnato come premio un bel bacio sulla testa per la fedeltà che ha promesso a Biden e che ha dimostrato nei confronti di Washington. Presidente Meloni, lei oggi si presenta senza soluzioni, perché non c'è via d'uscita, guardi, non vuole inviare dal suo punto di vista le truppe in Ucraina, ma non vuole neppure trattare con Putin e non vuole impegnarsi in un negoziato di pace. E si è vantata adesso in replica della sua coerenza. Ma scusi, della sua coerenza noi, senza una soluzione, che ce ne facciamo? Che ce ne facciamo?
Allora è più coerente per questa strategia bellicista e meno ipocrita Macron, che fa un discorso lucido che non accettiamo assolutamente. Allora dobbiamo adesso mandare le nostre truppe per continuare a inseguire una vittoria militare. Alla fine, guardi, il rischio sa qual è? Che lei ci porterà a questo, nonostante non appena Washington si convincerà che questa è la soluzione. E se lei, Presidente Meloni, non acconsentirà a mandare le nostre truppe, perderà anche il paterno appoggio di Washington per il quale tanto ha faticato, per il quale tanto si è raccomandata. Insomma, si è messa, ma la cosa più grave è che ha messo l'Italia in un vicolo cieco. Tutto questo perché non ha voluto riconoscere, in nome della nostra nobile tradizione e vocazione, che negoziare le migliori condizioni per l'Ucraina è l'unico modo per sfuggire alla terza guerra mondiale. Tiri fuori il coraggio, lo tiri fuori, questo è il vero coraggio. Elabori un piano di pace europeo, renda l'Italia protagonista per una via d'uscita. E poi lo vede, scusi, il disastro economico verso cui stiamo marciando grazie alle sue misure? Gli italiani vivono gravi difficoltà economiche, con rincari record di bollette, aumenti delle tasse. E lei cosa fa? Viene in Parlamento a fare battute ironiche sulla mia pochette? Ma lei ieri si rende conto che un suo senatore del suo partito si è permesso di fare una battuta omofoba? Veramente degradante sul presidente Macron? Ma è questa la vostra politica estera? Cos'è, un copione comico? Ma lei è il Presidente del Consiglio dell'Italia, non è un capocomico. Siate seri. Ma secondo lei il problema degli italiani è la mia pochette o l'elmetto che si è messo in testa e che ha messo all'Italia? Gli italiani non vogliono la terza guerra mondiale. Dove ci state portando? E poco fa, guardi, ha fatto un'affermazione, me lo consenta, davvero audace. Ha detto in replica: io ho sempre una faccia, la stessa quando ero all'opposizione e adesso che sono al governo. Guardi, questa è la dichiarazione più comica che potesse fare. Da quando è al governo ha tradito tutte le promesse: blocco navale, accise sui carburanti, sulle pensioni, opzione donna, aiuti per la maternità, per la natalità. Non ne ha mantenuto una di promessa. Che coerenza è la sua? Quale faccia è la sua? Ascolti, sugli extra profitti delle banche, poi prima ha fatto bene a coprirsi la faccia. Guardi, perché l'ha persa completamente. Cioè, ma lei lo sa che ci sono 2 milioni di famiglie che stanno perdendo casa per la vendita all'asta perché non riescono a pagare il mutuo? Ma lo dico a tutti voi della maggioranza, sono nostri concittadini, stanno perdendo casa e nello stesso tempo voi avete permesso alle banche di poter distribuire utili per 28 miliardi proprio per quei mutui. Ma come fa a dormire? Sì, lei se l'è rimangiata quella tassa. Come fa a dormire la notte con dei concittadini che perdono casa? Dove andranno a vivere? Guardi, la sua accondiscendenza, non so come qualificarla, guardi, accondiscendenza a Washington, a Bruxelles, ai poteri bancari, economici, è sconcertante, è sconcertante. Con i 4 miliardi che avremmo potuto ricavare dalle banche noi siamo ancora in tempo, guardi, a salvare le famiglie che sono in difficoltà, che stanno perdendo la casa. Quindi il decreto sugli extraprofitti è urgentissimo. Guardi, noi esprimeremo, se lo scrive bene questa volta, voto favorevole, lo dico pubblicamente, e sfido la maggioranza. Presidente Meloni, ci dica anche quando si attiverà a nome del popolo italiano per porre fine a una delle più grandi carneficine di questo tempo, a Gaza.
Sono morti ormai, siamo oltre 30.000 civili palestinesi morti. Borrell ha detto che negli ultimi mesi sono morti a Gaza il numero di bambini pari a tutti quelli nel mondo negli ultimi 4 anni. Colleghi, 4 anni. Io mi vergogno della copertura economica che sin dall'inizio le ha offerto e continua a offrire al governo di Netanyahu. Mi vergogno da italiano. Addirittura con 2 astensioni nella risoluzione all'ONU che avrebbe determinato il cessate il fuoco. Si avvia a Dovete concludere, onorevole. disporre, e ho quasi concluso, un vero imbarco europeo e italiano per sospendere la consegna di armi a Israele. Ministro Tajani, lei Crosetto ci aveva detto che non le consegnavate più a Israele. L'Istat certifica da settembre a dicembre 2 milioni di armi consegnate a Tel Aviv. Non ci prendete più in giro, chiaro? Annuncio il voto contrario della mia forza politica alla risoluzione di maggioranza. Vogliamo un'Italia che conti, che porti, Presidente Meloni, i valori della pace e della solidarietà. Tavoli europei e internazionali. Si stanno scrivendo pagine buie della nostra storia. Non vogliamo che l'Italia, grazie al suo governo, sia nel girone degli ignavi. Grazie, onorevole.